Quale futuro per le farmacie? Cosa cambierà concretamente con il decreto liberalizzazione? È argomento caldo tra gli operatori del settore. Il governo Monti intende così estendere il numero delle farmacie, indire un grande concorso straordinario riservato ai farmacisti non titolari, cui potranno partecipare anche farmacisti che lavorano in ambito diverso per l'apertura di 5.000 nuove farmacie. Maurizio Pace, presidente dell'Ordine dei Farmacisti di Agrigento e segretario nazionale della Federazione Ordine dei Farmacisti, è prudente. Le misure, dice, porterebbero dei vantaggi, ma sussisterebbero tuttavia alcune incongruenze. Attualmente abbiamo 130 farmacie, in provincia di Agrigento verrebbero ad aprirsi almeno da 45 a 50 farmacie nuove, però tenendo presente che la nostra provincia è una provincia anomala perché ci sono diverse realtà comunali che sono sovrannumerarie, dove diversi paesi piccoli di 3-4 mila abitanti hanno più di una farmacia, quindi in quanto c'è stato uno spopolamento negli anni abbastanza forte. Poi un dato molto positivo sarà la flessibilità degli orari che darà maggiore presenza ai cittadini, però bisognerà anche questa modularla bene perché questa flessibilità non deve mettere in crisi la fascia di orari notturna. Un'altra novità importante, la pianta organica all'interno delle farmacie commensurata al fatturato della farmacia, pianta organica interna, cioè intendendo come numero di farmacisti presenti al banco, il momento in cui legato chiaramente al fatturato della stessa farmacia. Noi ovviamente ci rendiamo conto, però devo anche aggiungere, noi operatori del settore, che un numero così esorbitante di farmacie che si verrebbe ad aprire potrebbe seriamente compromettere l'attuale sistema. Quindi siamo attualmente seduti a un tavolo con il Ministro della Salute, che ha dato la sua ampia disponibilità, per rivedere un attimino questo dato, perché qualora le condizioni economiche delle farmacie andassero in crisi, perché abbiamo perso diversi farmaci ad alto costo che non distribuisce più la farmacia, l'ingresso del generico ha ridotto verso il basso quella che è la redditività della farmacia, tutto questo chiaramente potrebbe necessariamente mettere in crisi il sistema. Per il 1° febbraio è indetto uno sciopero dei farmacisti. Federfarma ritiene che le norme previste rischiano di polverizzare un servizio che oggi funziona ed è apprezzato dagli utenti. Per il farmacista agrigentino Paolo Minacori alcuni punti possono rivelarsi un boomerang per la categoria e penalizzare gli utenti. Ma anzitutto aumentare il quorum delle farmacie significa che in un contesto cittadino come Agrigento passeremo da 14 a 20 farmacie. Allora diciamo noi farmacisti, esistono dei concorsi sbloccati, farmacie non assegnate, cominciamo ad assegnare le farmacie dei concorsi non bloccati, perché aumentando il numero delle farmacie molti farmacisti licenzieranno, quindi si perde occupazione. Chi andrà a gestire queste farmacie? Farmacisti avanti nell'età, che hanno titoli, perché il concorso si farà per titoli e per esami. Allora non ci sarà occupazione giovanile, quindi il giovane disoccupato farmacista rimarrà disoccupato. La farmacia che perderà un collaboratore non assumerà altri collaboratori perché si contrarranno i fatturati. Vorremmo capire noi farmacisti qual è la leva economica di questa misura. Diffondendo questa ricchezza su più punti vendita diminuirà la efficienza del servizio dei singoli punti vendita, perché chiaramente una farmacia che ha 40.000 articoli, lì dove si contrae il fatturato, rinuncerà alla metà degli articoli, sia farmaci salvavita che prodotti parafarmaceutici. Questo renderà un servizio meno efficiente, quindi verrà l'utente in farmacia, chiederà il farmaco che non c'è, dovrà ritornare dopo mezza giornata o dopo 24 ore. Questo chiaramente va a scapito del servizio. La farmacia, il farmaco è un bene, non è un prodotto economico, quindi finché non si capisce che non si può fare economia su beni di prima necessità non andiamo da nessuna parte.